Direi una cosa abbastanza incredibile, che ho appreso anch'io dai media locali. A Padova sbarcano le cooperative di Mafia Capitale. Io spero che a questo punto la gente si renda conto di cosa sta succedendo, di questo business incredibile, che c'è nella gestione di questi clandestini a Padova, in tutta Italia. Il sindaco Bitonci reagisce così alla notizia della partecipazione al bando per la gestione migranti a Padova di 2 coop del Sud, una delle quali è appena uscita dallo scandalo di Mafia Capitale. È la prima volta che grosse realtà della cooperazione sociale si muovono in Veneto per l'aggiudicazione di un appalto. Ci sono cooperative che lucrano su questa situazione che è veramente diventata imbarazzante anche per la prefettura di Padova. 20 milioni di euro di soldi nostri, dei soldi dei cittadini, che vengono spesi per gestire alcune centinaia di persone. Il bando anche sulla microaccoglienza è stato un flop clamoroso. Auspico, continua Bitonci, che la prefettura di Padova escluda dall'appalto la cooperativa commissionata, sgomberi la Prandina e rinunci al modello di microaccoglienza. E sull'arrivo di alcune donne profughe nell'ex asilo delle suore francescane missionarie di zona Forcellini, il sindaco precisa. Il Comune di Padova non ha dato disponibilità per nessuna scuola, ex scuola, o altro fabbricato del Comune. Questa è un'iniziativa privata, sento che la gente ovviamente non è d'accordo, anch'io penso che non si fa così questo tipo di accoglienza e spero che la Prefettura anche in questo caso faccia dietro fronte.